Julius Raab è famoso perché è diventato cancelliere della Repubblica Austriaca negli anni 51-64 ed è stato un personaggio politico eccezionale, tra l'altro contrario alle idee naziste eccetera. Però l'episodio per il quale oggi viene inaugurata questa stele risale alla prima guerra mondiale, quando lui ancora era un giovane tenente della compagnia Genieri, il quale aveva il compito, proprio in fase di ritirata dell'esercito asburgico, pochi giorni prima della fine della guerra mondiale, aveva il compito di far saltare tutti i ponti di Portogruaro. Ecco, nell'occasione, probabilmente avvicinato da una delegazione di portoghesi che lo hanno pregato di risparmiare almeno questo ponte, lui si diede da fare, riuscì ad ottenere dal comando questa esenzione e risparmiò questo ponte, che oggi vediamo ancora, è un ponte cinquecentesco di grande valore, e se esiste ancora lo dobbiamo proprio a lui. La Stele della Memoria è un grande messaggio di pace, dunque, avvocato. È un grande messaggio di pace in un momento in cui gesti di questo genere forse non erano frequenti e non erano facili, quindi indubbiamente ha precorso i tempi e oggigiorno credo sia giusto ricordarlo.